Nonostante le ultime tre sconfitte, compresa la prima girone di ritorno a Latina e le ultime due brutte sconfitte in trasferta, è comunque un giudizio positivo, nel senso che credo che all'inizio dell'anno avremmo firmato per avere 16 punti alla fine del girone di andata. Quindi il giudizio è molto positivo, la squadra, nonostante anche le due brutte sconfitte, ha dimostrato anche a Latina, insomma, che potevamo vincere la partita. Poi ci è mancato ancora, secondo me, un po' di energia fisica, che veniamo da 2 o 3 settimane continue di influenza e quindi secondo me è mancata un po' anche di energia fisica e lucidità dovuta alla stanchezza. Allora, vediamo, Siena è una partita importante, la prossima, che ci può consentire di rimanere comunque nella zona playoff abbastanza tranquillamente senza avere patemi, perché poi comunque è una squadra giovane così, non lo so come possa reagire a momenti di difficoltà più seri, quindi insomma speriamo di fare una buona partita con Siena, di portarla a casa e di vincerla, perché è una partita importante. Un giocatore che viene da un infortunio lungo, da un intervento insomma all'anca piuttosto serio. Fisicamente mi sembra che sia a postissimo, anche perché insomma ha lavorato bene con Sepulcri, un preparatore atletico di Udine che penso lo conoscano tutti. Quindi ha lavorato bene, mi sembra molto in forma a livello, da quel punto di vista, a livello magari di gioco, di ritmo di partita e cosa, sicuramente è indietro, ma credo che abbia le qualità per aiutarci a far bene, nel senso che è un giocatore che è un grande lottatore, uno che ha grande voglia, uno che si muove negli spazi, non dovrebbe spostarci più di tanto gli equilibri che si sono creati in questi mesi, per cui insomma penso che ci possa dare una grossa mano.